Decolla l'Air Show. A Caorle 2 giorni intensi di voli e acrobazie. Il cielo si popola di biplani storici, bolidi dell'aria in volo radente sul mare capaci di scendere in picchiata e di arrampicarsi in aria con virate spettacolari. La riviera veneziana adesso appartiene anche a questi gabbiani meccanici. Lo show non finisce oggi e domani, ma continua anche il 21 giugno con un saluto al sole dalle 6 alle 8 di sera, lungo l'orizzonte, al tramonto. E poi il 22 giugno con i biplani a stelle e strisce made in USA che lasceranno le loro firme in cielo. Il Pizz Party è l'unico fatto in Italia finora e prevederà appunto 20 aerei mai visti tutti assieme, difatti ne arrivano dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Spagna, dall'Inghilterra, quindi è proprio in commemorazione dei 70 anni di Curtiss Pizz, che è il fondatore, il costruttore, l'ideatore di questi magnifici aerei che sono quasi tutti fatti ancora in legno. 3 eventi importanti, quelli dell'Air Show Season 2014, 3 eventi che aprono nuove prospettive anche per il turismo, perché adesso, oltre al sole e al mare, Venezia ha una nuova attrattiva, è il cielo. Il settore dell'avioturismo è ormai un settore molto importante che sta prendendo piede nell'ambito di tutto il turismo e quindi noi qui diamo un'offerta che va dal turismo quello classico, tradizionale, del sole, della spiaggia, del mare e poi lo implementiamo con tutta una serie di ulteriori servizi del turismo, pensiamo al servizio storico-culturale, quello ambientale e ripeto questo dell'avioturismo è un settore che sta sempre di più prendendo piede e io credo che potrà dare anche grandi numeri, grandi risultati.